Proclamo grazie a tutti voi, grazie a Chiara per il clima nel quale ci siamo confrontati oggi. Credo che siamo tutti consapevoli delle difficoltà che abbiamo, siamo tutti consapevoli che non sarà una marcia trionfale, però credo che dobbiamo essere tutti convinti che se ci staremo tutti, se ci daremo una mano, insieme cercheremo le soluzioni. Quando c'è la democrazia che si esercita e le persone che scelgono non può esserci amarezza. Credo che anche il fatto che qualcuno si sia proposto a svolgere questo ruolo sia stato e che siamo stati in due a candidarci abbia aperto un dibattito all'interno del partito, ma anche l'interesse verso fuori, e questo è certamente positivo. Pensiamo che oggi, se si vuole battere questa destra, mantenendo le nostre differenze, anche il nostro diverso appeal elettorale, dobbiamo metterci insieme. Possiamo fare un discorso alla Regione ed essere competitivi. Questo dobbiamo fare. I problemi nazionali ci penserà qualcun altro, insomma pensiamo a noi, alla nostra Regione intanto. E forse qui troviamo anche le condizioni per parlarsi, anche se ci sono difficoltà. Grazie a tutti.